Alle 7:26 di giovedì, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Allora, oggi vi faremo vedere una mostra multimediale che ha per protagoniste le donne all'insegna della bellezza ma anche della forza. Poi parleremo di turismo enogastronomico e di problemi di cuore, non di sentimento però purtroppo, ma di cuore, problemi relativi al muscolo cardiaco. E poi vedremo una brutta sorpresa che aspetta chi viaggia in aereo e arriva all'aeroporto di Catania, che è sempre più frequentato, uno dei più importanti d'Italia, con un ma che vedremo fra poco. Ma intanto le notizie dell'ultima ora. Spaccio di droga e introduzione di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti nel carcere di Augusta. Cioè hanno scoperto che dentro il carcere spacciavano droga e avevano introdotti sistemi per comunicare di nascosto, naturalmente, dal personale del carcere. Questo ad Augusta. Si chiama operazione Alcatraz, 11 arresti. Spaccio di droga nel carcere di Augusta ed introduzione indebita di dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei detenuti. Sono le accuse che la direzione distrettuale antimafia di Catania contesta ad 11 persone raggiunte da un provvedimento restrittivo nell'ambito dell'operazione ribattezzata Alcatraz. Il blitz è stato avviato dalla Guardia di Finanza di Catania, che ha operato in diverse province della Sicilia, in Calabria e in Friuli Venezia Giulia, con l'ausilio dei finanzieri del Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata Scico, dei comandi provinciali di Palermo, Ragusa e Udine e della Polizia Penitenziaria, con l'ausilio di personale del nucleo investigativo di Padova e di Catanzaro. Gli indagati rispondono a vario titolo di traffico organizzato di sostanze stupefacenti e spaccio all'interno del carcere di Augusta, dove tra l'altro sarebbero stati introdotti dispositivi per mettere in comunicazione i detenuti con persone esterne alla struttura penitenziaria. E ieri, sempre ad Augusta, ma all'ospedale Muscatello, è morto un detenuto di nazionalità russa. Il decesso sarebbe legato allo sciopero della fame che l'uomo recluso nel carcere di Augusta aveva attuato per chiedere l'estradizione nel suo paese. A renderlo noto è la segreteria provinciale del SIPE, sindacato di polizia penitenziaria. Questa è una notizia molto spiacevole, ma è altrettanto sconcertante il fatto che questi spacciassero droga dentro il carcere di Augusta e addirittura si erano costruiti forse degli strumenti per telefonare, si immagina, no? Con la gente da fuori. Questa è una notizia dell'ultima ora, abbiamo detto viene dal carcere di Augusta, abbiamo detto 11 arresti. Torniamo invece sul anche questo sconcertante omicidio di Palermo di ieri. Non ha pagato l'affitto, il padrone di casa lo ha aspettato di buon'ora e gli ha sparato uccidendolo. Era uscito di prigione a giugno Aleandro Guadagna, il giovane di 32 anni, assassinato oggi davanti al portone di casa, la casa che aveva in affitto. Per mestiere faceva il muratore, ma il suo nome era spuntato in un'inchiesta su una rapina ad un anziano non vedente. Guadagna e i complici avevano finto di essere dei postini e di dover consegnare un pacco, si erano introdotti nella casa del disabile, lo avevano sequestrato e rapinato, secondo le accuse. A incastrare il presunto bandito furono le impronte lasciate sul pacco usato come stratagemma per farsi aprire la porta dalla vittima. Da quando era uscito di prigione viveva in quella casa di Bocca di Falco, quartiere periferico di Palermo, dove oggi ha trovato la morte, ucciso, secondo gli inquirenti, dal suo padrone di casa. Alla base del conflitto che ha portato al delitto ci sarebbero le mensilità di pigione arretrata e non pagate. Il padrone di casa che oggi l'ha ucciso è stato di fermo e sotto interrogatorio. È stato arrestato al centro commerciale La Torre, nel quartiere Borgo Nuovo, e non ha opposto resistenza. Nella sua auto, trovata vicino all'abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto un fucile. Sul luogo del delitto sono state recuperate invece alcune cartucce e adesso i reperti verranno paragonati. Il presunto assassino è stato portato in caserma al comando della compagnia di San Lorenzo per eseguire anche l'esame tecnico necessario per accertare se ci siano tracce di polvere da sparo addosso all'anziano. Le indagini si erano subito indirizzate sul padrone di casa. I carabinieri erano prima andati nell'abitazione dell'uomo ma non lo avevano trovato. Ai militari però i familiari avevano raccontato che il loro congiunto era uscito presto di casa lasciando una lettera nella quale diceva: «Sto andando a sistemare la questione degli affitti non pagati
pagati con l'inquilino. Nessuno però aveva immaginato il drammatico epilogo. Drammatiche le fasi del delitto, l'omicida secondo la prima ricostruzione a caldo avrebbe atteso che Leandro Guadagna uscisse dal portone e avrebbe fatto fuoco. I familiari di Guadagna, sentiti i colpi, hanno subito chiamato il 112, un'ambulanza è arrivata nel giro di pochi minuti, ma ai medici non è rimasto che constatare il decesso. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo ricostruivano il retroscena del delitto. Alcuni testimoni hanno anche raccontato di quelle liti per gli affitti non pagati al padrone di casa e le indagini hanno subito imboccato questa pista che poi ha portato al fermo del proprietario dell'immobile. Il Consiglio Comunale di Corleone, come sapete, ha approvato all'unanimità la proposta, la mozione del sindaco Nicolosi che ha chiesto l'allontanamento di Salvo Riina, il figlio del boss mafioso che è tornato a vivere a Corleone nell'aprile scorso, non ha mai preso le distanze da Cosa Nostra. Sullo sfondo ci sono i milioni del PNRR che stanno per arrivare proprio a Corleone. Che riteniamo inquinante la presenza di Riina a Corleone, che nel libro che ha scritto recentemente, che si intitola Riina, dice Corleone è il luogo in cui posso andare a vivere. No, non è più così. È la ferma posizione del sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, che dice no alla presenza di Salvo Riina, figlio dello storico boss di Cosa Nostra, tornato a vivere in città lo scorso 4 aprile dopo anni di detenzione. Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità nel pomeriggio di ieri la mozione presentata dallo stesso primo cittadino e dalla Giunta per l'allontanamento dell'uomo da Corleone, chiedendo al governo Meloni di intervenire. Il governo nazionale in particolare ha il potere di disporre una residenza diversa, obbligando il soggetto a vivere in un posto diverso. Il comune ha dato la residenza a Riina Junior senza informare il sindaco, che una volta presa la notizia ha subito avviato un'indagine interna con il dirigente dell'anagrafe e il comandante della polizia locale. E abbiamo ritenuto ancora più importante convocare un consiglio partecipato da tutti gli eletti al consiglio comunale di qualsiasi parte politica, che hanno condiviso un documento di rifiuto di ricadute su logiche di mafia rappresentate anche dalla presenza di questo personaggio a Corleone che non è gradito e di cui chiediamo l'allontanamento. Corleone e i corleonesi, ribadisce più volte Nicolosi, vogliono smarcarsi definitivamente da un passato di mafia e malaffare. Abbiamo colto che questa presenza suscita preoccupazione, suscita forse ancora qualche timore, per cui se lo si incontra per strada lo si saluta cordialmente come non dovrebbe accadere. Tra le motivazioni della richiesta c'è anche il fatto che l'uomo non ha mai preso ufficialmente le distanze da Cosa Nostra. Se dovesse pentirsi e con i fatti, oltre che con le parole, rinnegare il passato che ha rappresentato, che lo hanno caratterizzato lui e la sua famiglia, può vivere a Corleone. Fino a quando questo non avverrà è bene che stia lontano da Corleone. 7:33, buongiorno Sicilia, questa è una nostra esclusiva di cui avremmo fatto volentieri a meno ed è costituita da una serie di fotografie che adesso vi facciamo vedere dello stato, come dire, degli autobus, le navette che trasportano i passeggeri del nostro aeroporto, l'aeroporto di Fontanarossa, sino all'uscita dello scalo. Guardate un po' in che condizioni sono questi autobus, qualcosa di davvero indescrivibile. Ci sono, ecco, guardate, questi sono i sedili. Tenete presente che questo è il quinto aeroporto italiano e il primo per traffico internazionale. E pensate che la rotta Roma-Catania è la tratta più trafficata a livello nazionale e la quarta in Europa. Questa è la situazione degli autobus, le navette. Vedete che già in queste prime ore della mattinata di oggi, ecco, vedete in che condizioni è la manutenzione di questi autobus. Ecco qua, guardate questi sedili. Pensate che l'aeroporto di Catania, Fontanarossa, ha avuto l'anno scorso 10 milioni di passeggeri. Per la seconda volta nel giro di pochi anni, era già successo nel 2019, l'anno scorso si è replicato, ma c'è di più. A proposito di Carovone, Michele, la tratta
Roma-Catania, Catania-Roma, pagata oggi 640 euro. 640 euro per essere accolti poi in questa maniera, l'aggettivo che ci viene in mente è poi pietosa veramente. Speriamo che questa nostra denuncia abbia degli effetti anche immediati, perché è cominciata la stagione estiva, anche se il tempo è quello che è, lascia discutere, insomma, però non è possibile che la gente che frequenta con così intensità crescente uno dei più importanti aeroporti a livello europeo ormai si debba trovare queste schifezze, diciamolo pure, per essere trasportati dagli aerei fino alle uscite. Diciamo che non è una bella cartolina per essere accolti. Tutt'altro. E poi dopo aver pagato magari 640 euro per andare da Roma a Catania, che è, ripeto, la tratta, questa qui, Roma-Catania, più trafficata a livello nazionale. Non c'è nessun'altra città che si collega con Roma che ha più lo stesso numero di aerei che abbiamo noi, quarta in Europa. Va bene, andiamo ad altro. Parlerei ancora di trasporti, in questo caso di viabilità comunque, in qualche modo ci ricolleghiamo, perché il tema, diciamo, dei collegamenti in Sicilia è sempre attuale. Parliamo del ponte, perché ieri il ministro Salvini ha detto che sarà transitabile dal 2032. Ha parlato con i sindacati e quest'opera mobiliterà investimenti per 30 miliardi su strade e ferrovie tra Sicilia e Calabria. I sindacati CGIL e UIL, nonché anche la CISL, la UIL e la UGL sono favorevoli. La CGIL invece è contraria, dice che non è la priorità. Il ponte, il cantiere Italia, 50 miliardi tra opere in corso di appalto. Ma attenzione, ci sono alcune linee guida che ci dicono che cos'è quest'opera, perché il ponte sarà sostenuto da cavi, avrà 2 piloni, uno in Sicilia e l'altro in Calabria, costerà 13,5 miliardi di euro, avrà 6 corsie, 3 per ogni senso, e i lavori cominceranno nell'estate del 2024 e termineranno in 5 anni. Sarà percorso da treni e auto, 2 binari ferroviari al centro, 150.000 i posti di lavoro. Questo è, diciamo, quello che il cantiere dovrebbe... Ci aspetta il futuro. Il futuro. E poi un beneficio: saranno ridotti, pensa, 140.000 tonnellate di anidride carbonica. Quindi un beneficio anche per l'ambiente notevolissimo. Questo sono le previsioni, le stime ovviamente. E poi sarà possibile andare da Roma a Palermo in 5 ore e mezzo con il collegamento del ponte. I veicoli saranno circa 6.000 quelli che transiteranno ogni ora. Questo è uno schema che ci dice quelli che possono essere i benefici, che saranno i benefici derivanti dal ponte sullo stretto. Adesso andiamo alla lettura dei quotidiani regionali. Partiamo con la Sicilia di Catania. Come vedi, l'apertura è politica, perché si torna alle sabbie mobili, 6 mesi, diciamo, di immobilismo. In qualche modo il presidente Galvagno stigmatizza i ritardi, assicura lavoreremo duro per recuperare. In pratica praticamente non si produce di fatto nulla, assolutamente. E poi c'è un'analisi, un approfondimento che è di Mario Barresi, crocetizzazione Schifani, scacci questo fantasma. Insomma, in qualche modo viene collegato Schifani a quanto accadeva all'epoca di Crocetta. E poi c'è la fotonotizia che ci riporta invece ad altro tema. Parliamo ovviamente delle rappresentazioni classiche. Prometeo incatenato apre oggi a Siracusa la stagione dell'India, tragedie ed eventi sino a luglio. Quello è un bozzetto o è una foto? Non riesco a vedere bene. Cos'è, una foto? No, è un disegno. Beh, deve essere suggestiva quella scena, molto. E poi sarà l'opera bellissima, naturalmente. Quindi, insomma, la Sicilia che sforna cultura, dall'altra parte abbiamo l'immobilismo in questo momento del nostro Parlamento, il Parlamento siciliano. Poi ancora si parla di trasporti, ancora, perché il tema è sempre attivo. Sai che c'è questa discussione sui voli con Ryanair che si ritira da Comiso. Comiso riparte lunedì con 3 voli Aero Italia su Roma, Milano e Bologna. In qualche modo si cerca una soluzione. È ancora poco, ma certamente è un inizio, insomma, promettente. E la notizia di cui ci siamo occupati anche la giornata di ieri: Messina Denaro incontra in carcere la figlia Lorenza, mai riconosciuta. Su questo ci torneremo, perché c'è un appello del cugino a che, insomma, la figlia possa intervenire verso il papà per in qualche modo
farlo ragionare, farlo pentire. Torniamo alla notizia. Comiso ci riprova con Air Italia, voli per Roma, Milano e Bologna. Torrisi della SAC dice la compagnia baserà qui un aereo, entro l'estate ci saranno nuove tratte, mentre il CEO dice subentriamo a Ryanair, ma noi calmiereremo davvero i prezzi. Questa è la notizia, che i prezzi calano, speriamo, speriamo però perché devono intensificare gli aerei, uno per ora, insomma è nulla, è pochissimo. È pochissimo, in questo momento c'è davvero poco che fare. E poi il pantano dell'Ars, come abbiamo visto, il presidente Galvagno illustra in conferenza stampa l'attività svolta in 6 mesi, ma la seduta del pomeriggio ancora una volta salta per le assenze. Questa fase è imbarazzante, Mamma diciamo mia. che non si riesce a mettere in moto quello che è il Parlamento siciliano. Una brutta vicenda. E noi invece cerchiamo di vedere anche gli aspetti positivi della nostra Sicilia, perché Taormina ci avviamo all'estate, sarà una stagione da record, pensa, si punta al 1.300.000 presenze. Fantastico. E però dobbiamo offrire collegamenti, dobbiamo offrire aeroporti funzionali, voli, soprattutto Autobus che portano le navette. Ecco, cioè, noi abbiamo questa grande fortuna che potrebbe essere il turismo, che è il turismo sicuramente, che sta trainando addirittura l'economia italiana, il PIL italiano trae giovamento dal turismo, ma in Sicilia non riusciamo a farlo decollare bene. Allora, non è un'isola per mamme, scrive Anche. l'edizione di Repubblica Palermo, c'è un'emergenza lavoro e asili nido. I dati sono di Save the Children, ce ne siamo occupati e con la Sicilia al terzo posto fra le regioni per fertilità, ma all'ultimo per i servizi alle madri. Gli indicatori su salute, rappresentanza e violenza sono tutti negativi. Non è certamente, assolutamente, una bella notizia. E poi vedi l'appello di Giuseppe Cimarosa: cara Lorenza, convinci tuo padre a svelare i segreti. Questo è l'appello del cugino, magari fra poco cercheremo di approfondire. E ancora poco a che vedere con tutte le altre notizie che abbiamo però letto fino adesso. C'è la speranza arriva anche da piccole cose. Lo sport, ad esempio, potrebbe essere un tema. E ieri all'allenamento del Palermo c'erano 3.000 persone per l'abbraccio della città per i playoff. Quindi voglio dire, se da una parte abbiamo visto quali sono i problemi di una Sicilia che non riesce ad emergere, poi c'è la speranza magari legata all'aspetto sportivo, al calcio. Dicevamo dell'appello di Giuseppe Cimarosa, l'intervista al figlio del parente pentito di Messina Denaro: Lorenza, convinci tuo padre a svelare i suoi segreti. Solo lei può riuscire a farlo vergognare per tutto quello che ha fatto in questi anni. Sono le parole di Giuseppe. Molto bella e coraggiosa questa intervista deve essere. Lo abbiamo sentito anche noi qualche tempo addietro, devo dire che continua in questa linea a perseverare e a chiedere un cambio delle coscienze. Questa è la cosa che viene fuori. Poi ancora anche qui vedi il tema è sempre quello. All'Ars stavolta il centrodestra implode e paralisi. Galvagno fa il mea culpa sulla finanziaria. La conferenza stampa del bilancio del Parlamento è stata un flop. Salta il question time con l'assessore alla salute Volo, bacchettata dalla Corte Costituzionale sulle impugnative, sovrapposizione di normative eterogenee e frammentari. Insomma, è una fotografia, l'ennesima fotografia di una Sicilia che non funziona assolutamente. Michele, prima pagina del Giornale di Sicilia: ucciso per l'affitto non pagato. Ce ne siamo occupati, ne abbiamo parlato tanto. Anche poco fa. Bruttissima storia. E poi l'Inter, notte magica, la finale più vicina, questo per cambiare assolutamente tema e argomento. La Gazzetta del Sud: all'Ars poltrone e poltroni. Ecco. Senti questo bel titolo: sono 41 le sedute in 171 giorni, troppe le assenze nella ecco spiegato perché poi non producono, non c'è mai nessuno praticamente, non ci va nessuno. E poi il DL Ponte, ecco il testo finale che va a voto in Parlamento e un riferimento, poi ci torniamo fra poco con i fatti diciamo nazionali e internazionali, attacchi da Macron ma pure da Madrid. Insomma l'Italia in qualche modo in questo momento è al centro delle critiche soprattutto di Spagna e Francia. Mi pare che siamo nei tempi, ci fermiamo qui. Benissimo, questo
questa era la rassegna regionale con una puntata all'estero in Europa. Adesso facciamo una breve pausa, poi i quotidiani nazionali. 7:45, siete ancora in casa, pronti per seguire Buongiorno Sicilia, non mancate, vi aspettiamo. 47, Buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Prego Angelo. Allora, cominciamo stamattina con la prima di Repubblica. Ieri, ti ricordi, abbiamo tanto parlato di quella che è l'emergenza casa per gli studenti, e sulle tende il governo si spacca, così scrive Repubblica, mentre dilaga la protesta contro il caro affitti. Valditara attacca i sindaci di centrosinistra, è colpa loro, non hanno fatto nulla. Nardella si vergogni, Bernini, titolare dell'università, si smarca dal ministro dell'istruzione, serve il dialogo e non polemiche. Sulla PNRR, attenzione, c'è il rischio fondi per 50.000 posti letto agli studenti. Ne parlavamo ieri con il rettore dell'Università di Catania, che si sta facendo tanto per avere posti letto, però rischiamo... Ha parlato dei fondi del PNRR dicendo che sono fondamentali, e invece... Noi rischiamo in Italia di perdere 50.000 posti per gli studenti universitari che stanno davanti alle facoltà. E poi attenzione alla nuova tensione che si è creata: migranti, Parigi rilancia, Meloni disumana, ed è scoppiato il caso OTAV. La vice premier spagnola critica anche il decreto lavoro. Situazione... Il caso OTAV è perché adesso la parte francese dell'alta velocità dice non abbiamo i soldi, non la facciamo, però la rinviamo. Quindi noi abbiamo fatto tanto per fare questa tratta, ci sono stati scontri, ricorderai, c'è stato di tutto. E poi andiamo a vedere cosa succede anche nel resto del mondo. Via ai raid ucraini, è la prima fase della controffensiva, quindi è cominciata. È cominciata, sì, c'è una sorta di riconquista di Bakhmut. È finito il Covid, ma un virus killer può tornare. No, per favore, no. E quindi diciamo, siamo sempre lì. Poi c'è una bella fotonotizia con l'intervista al presidente della CEI, il cardinale Zuppi. Anche io mi sono innamorato. Bella confessione. Insomma, questa è una bella storia, davvero. E invece ce n'è un'altra terribile che arriva. Ti ricordi la storia della Puglia? Perché a puntate ne stanno arrivando, arrivano notizie bruttissime, perché la mamma, cioè la signora, superstite, esattamente, dice: mio marito abusava di Jessica. Ma orrore su orrore. Quindi è davvero una storia da... orrenda, senza parole. Torniamo adesso alle prime pagine. Dalla Repubblica siamo al Corriere. Nuovi attacchi all'Italia da Parigi e Madrid, critica al governo. Meloni: ci usano per regolare conti interni. Questa è stata diciamo la risposta della Premier, che ieri è stata all'estero, è stata ospite in Cecoslovacchia, nella Repubblica Ceca. Esattamente. Il partito di Macron sui migranti: Roma è ingiusta, la vice premier spagnola, riforme contro i lavoratori. Insomma, io non lo so se, questa è la mia riflessione, noi andiamo a criticare le leggi che si fanno da altre parti. Non lo so, però diciamo che dall'estero spesso piovono. Anche perché nel 2024 ci sono le europee, quindi naturalmente questo fa parte anche del dibattito politico che ciascun si paese incomincia, no? E poi anche, però, secondo me, io direi questo, di cominciare ad abituarci a questo, cioè come se fossimo in un unico grande paese. Quando un partito attacca un altro, la maggioranza, l'opposizione, non è scandaloso, non è un attacco al paese, fa parte del dibattito politico. Le dinamiche. Questa è un po' l'Europa, e sarà sempre di più così, perché si integrerà sempre di più, speriamo, e quindi sempre di più ci saranno schermaglie politiche. Naturalmente cosa c'è per capirci? Il disegno della Meloni, la nostra premier, è di spostare il Partito Popolare verso destra per poter fare una coalizione tra i conservatori e i popolari, mentre attualmente i popolari sono al governo con i socialisti, e questo è l'oggetto del contendere, insomma. Ma penso che sia normale dibattito politico. Adesso poi arrivare ad accuse, cose, questo non bisognerebbe farlo mai, però Michele, sarà inevitabile che continui così, io penso.
La politica e le riforme, il ruolo del Quirinale non sarà depotenziato, quindi arrivano rassicurazioni su quello che poi saranno le riforme. E poi anche qui, vedi, sul delitto di Foggia, Jessica parla, la madre, Mamma mio marito mia. è un mostro, abusava di lei. Questa è una storia, come abbiamo detto, davvero orrenda, terribile. Più poliziotti, ma a Milano non è allarme, però si ripetono troppi casi di violenze sessuali. Uno dietro l'altro. Il caro affitto sia ai privati e con i comuni in dialogo, parla la ministra Bernini a proposito, diciamo, del caro affitti per gli studenti. L'Euroderby, c'è questo abbraccio tutto interista di Champions, l'Inter vince il primo round, vedremo come andrà a finire poi nella partita di ritorno martedì prossimo. No, insomma, partita delle partite, pensa ai 10 milioni di euro di incasso per una partita di calcio 10 milioni. giocata, e quindi se ne riproporrà un altro martedì, quindi voglio dire quanti soldi muove poi il calcio nel nostro paese. Il Premier è eletto, il Colle non si tocca, le accuse di Francia e Spagna sui migranti, gestione indecente, il governo fanno politica interna. Ecco, vedi sotto, Giorgia, È il patto sovranista per il è 2024. proprio quello che dicevamo un momento fa. Insomma. Questa è la spiegazione di quanto, Sì. voglio dire, si sta... Ripeto, se non ci si offende, no, se non ci si offende, non c'è bisogno di offendersi per fare dibattito, anche polemica politica, no? Quindi se non ci si offende ci si dovrà abituare all'idea che l'Europa, essendo un grande paese ormai, ha un dibattito politico intenso al proprio interno, anche perché vogliono vincere le elezioni gli uni e gli altri. Si mandano parlamentari a Bruxelles e quindi è giusto poi che alla fine... Non ci si deve offendere, questo sì, è sbagliato offendersi, perché nessuno autorizza nessuno a offendere l'altro, ma fare dibattito politico e dire anche io farei così, tu non sai fare questo, io faccio... fa parte di quello che succede anche in Italia tutti i giorni, anche nella nostra città, nella nostra regione, è normale. Non ci si deve offendere, questo sì. Allora, due fotonotizie, due notizie di grande attualità. La prima, sulla pelle dei ragazzi. Bella quella foto. Questa è la foto con tutti i ragazzi che sono accampati davanti alle sedi universitarie. Questa è la Sapienza di Roma. Esattamente. Sì. E poi ti faccio vedere dall'altra parte la Paranza di Torino, sempre più bambini fra gli spacciatori di droga. Quindi, insomma, sono due foto che testimoniano quello che è l'Italia per alcuni aspetti. E poi invece una notizia che potrebbe interessare e fa interessare tutti noi, perché si torna a parlare di intelligenza artificiale, vedi? C'è sempre questo tema della paura che torna, intelligenza artificiale e paura del futuro. Il problema è se noi sappiamo meno di lei. Non so se... certo. Quindi il rischio è proprio quello. Temiamo tantissimo tutto questo. Vediamo la prima pagina del Messaggero, l'apertura, Parigi e Madrid contro Roma, Meloni regolano i loro conti interni. Questa è la spiegazione, ripetiamo, della Premier. Poi tenta lo stupro, viene bloccato da due passanti. Dove è successo a Pavia, questo è successo a Pavia, stavolta non ha vinto l'indifferenza, due ragazze, pensa, sono andate a soccorrere questa giovanissima che stava rientrando. Coraggiose, brave. Sono state davvero brave. Dall'altra parte invece, uccisa dal papà, Jessica, la madre, mio marito, abusava di lei. Anche qui stamattina è la notizia che viene riportata dai quotidiani, una delle notizie. E poi c'è la fotonotizia con la grande Sara Simeoni, che però ha subito un furto in casa e si rivolge ai ladri: ridatemi la medaglia d'oro vinta a Mosca. Insomma, chiede che almeno le sia restituito questo grande ricordo per un'impresa che lo sport bellissima. Italiano, insomma, la prima donna italiana a vincere, voglio dire, una medaglia d'oro nel salto in alto. E poi vediamo cosa scrive il Fatto Quotidiano, eccolo qui il titolo come sempre: studenti senza casa e il PNRR aiuta i privati. Questo è il punto di vista del Fatto. Il popolo delle tende, la legge sbagliata del governo Draghi. Perché non ha fatto questo governo questa legge. Adesso andiamo al giornale e leggiamo cosa scrive: il piano del governo contro il caro affitti a proposito dell'emergenza casa. La sinistra propone gli espropri,
scopi. La maggioranza punta su caserme ed edifici inutilizzati, sono oltre 3 milioni. Vedi sull'alto, in Sì, alto a sinistra, l'internazionale spiega bene la questione Meloni, ecco qua. e torna a insultare l'Italia. Ma sottospiegato, vedi, attacchi politici? Dai governi di Francia e Spagna per boicottare l'Euroalleanza fra il Partito Popolare e i conservatori. È quello che ha il progetto di Meloni, quello di alleare, spostare quindi il Partito Popolare dal centro-sinistra verso il centro-destra, e questo è un po' l'oggetto della polemica politica. Oltre naturalmente le polemiche politiche interne, ogni paese ce le abbiamo noi, ce l'ha pure la Francia, ce l'ha pure la Spagna, e usano l'Italia, ognuno usa a seconda di quello delle sue che proprie esigenze, convenienze. E convenienze anche. Poi sulla patrimoniale, sventato il blitz, spuntano però altre eurotasse, attenzione. No, aiuto. E questo è sempre il tema che sì, il giornale, è sempre un tema caro. Aiuto. E poi un altro tentato stupro, città sempre più insicure, immigrato arrestato a Pavia. C'è stato questo intervento, come dicevamo, di queste due ragazze che l'hanno salvato. 1-2 in 11 minuti, l'Inter vince 2-0 l'andata del derby d'Europa, e ci ritorneremo ancora su questa storia. Vi farò vedere anche una bella prima pagina stamattina della Rosa, che è la Gazzetta dello Sport. Il campeggio del PD, il titolo di Libero. Fatevi il mazzo, non la tenda. Come sempre c'è questa vena polemica, no? Nei titoli. Sinistra universitaria, c'è la foto che è stata postata diciamo, e pubblicata in maniera adatta al pezzo. I compagni usano la protesta degli studenti contro il caro affitto per attaccare l'esecutivo, ma è un'iniziativa sbagliata. Questo è quello che scrive Libero. E poi sinistra francese terrorizzata dalla Meloni, questo è quello che scrive il quotidiano. Loro hanno molto forte la Le Pen, quindi hanno paura di perdere i consensi e quindi prendere le prossime elezioni, di perdere alle europee. E poi c'è l'inchiesta sul Covid. Speranza è andato contro il professore Crisanti. Pare che insomma, le sue dichiarazioni, nelle dichiarazioni dell'ex ministro Speranza, ci sono stati degli errori di Crisanti nelle valutazioni. Attenzione, perché siamo in addirittura di arrivo. Mi piace leggere anche Avvenire, perché dice: il caro vita è servito, la siccità e i rincari di energia, materie prime spingono al record i prezzi degli alimentari, la protesta degli universitari fuori sede per gli affitti impossibili. Ecco le risposte degli atenei, quello che scrive Avvenire. Ancora ci sono altre guerre, razzie e risposta, 20 morti a Gaza, si combatte anche in quella zona in Medio Oriente, abusi nella Chiesa, nasce un osservatorio INCEI con le vittime. Anche questo è importante, questa è sicuramente un'iniziativa voluta da Francesco. Da Papa Francesco, sì. E poi prima di chiudere abbiamo il tempo intanto per leggere il Tempo con gli ossessionati da Meloni, la sindrome di sinistra. Un'altra lettura. Lettura. La Francia rincara gli insulti sulle norme per i migranti, politica italiana disumane, si aggiunge anche alla Spagna sul decreto 1 maggio, riforma contro i lavoratori. La Premier risponde alle critiche, sono in difficoltà, ci usano per coprire le loro debolezze. E poi, come sempre, la Schlein sposa tutte le proteste, ora sta con gli studenti per il caro affitti. E poi allora lei dice, Osho dice ONG, famiglia arcobaleno, 2B, no? Sindacati, studenti. Non vorrei che nella confusione mi fosse sfuggita qualche protesta, perché dicono che tutta troppa sinistra segue solo le proteste, un movimentista di sinistra. E allora ti faccio vedere, e lo faccio vedere anche agli amici da casa, il titolo diciamo di sport di questa mattina sulla Gazzetta: vola l'Inter, Milan dominato, derby deciso subito, 2-0. Questo è quello che scrive la Gazzetta questa mattina a proposito della partita di ieri sera. E adesso vediamo il tempo, subito dopo parleremo di sorrisi in luce. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì tempo ancora instabile sul Triveneto, la Lombardia orientale, l'Emilia Romagna e le regioni del Medio Adriatico. Fenomeni che verso sera potranno anche sconfinare sul nord-ovest. Al centro-sud invece tempo in miglioramento. Tempo in miglioramento anche sulla Sicilia, ritornano infatti ampi spazi di cielo sereno con qualche velatore in transito ma senza conseguenze. La ventilazione a tratti sostenuta con mari infatti localmente mossi e specie al largo. Temperature che saranno in lieve
ripresa di qualche grado con punte che potranno anche raggiungere i 24-25 gradi. Tempo che però tornerà a peggiorare nel corso della giornata di venerdì, sempre sui settori settentrionali della regione, con qualche fenomeno localmente anche a carattere temporalesco e specie sui settori interni. La ventilazione debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, con mari prevalentemente calmi o poco mossi. Temperature che si manterranno pressoché stazionarie, con massime che potranno sempre raggiungere i 24-25 gradi. Ma per maggiori dettagli vi rimando come sempre all'app gratuita di Trebi Meteo. Allora, bentornati, 8:01, abbiamo due ospiti che accogliamo con molto piacere. Grazia Costanzo, benvenuta. Buongiorno. Salvo Filetti, benvenuto. Fondatore della Compagnia della Bellezza. Già questo ci mette su un pochino. Di buon umore di mattina, dai. Sì, di buon umore di mattina. Allora, dobbiamo parlare di Sorrisi in Luce, una mostra che è già aperta? Certo. Sì, multimediale a Catania, alla sede di Joy Hub in via Scuto Costarelli, praticamente siamo alle Ciminiere. Allora, diamoli un'occhiata rapidamente e poi faremo parlare i protagonisti. Mi hanno detto sì, c'è un nodulo che non mi piace. La sensazione della terra che ti manca sotto i piedi. È stata una botta pazzesca. Credo che questa per me sia una nuova vita. Cioè non volevo essere sola. Sto bene con la musica. Ridere, io non sono una che ride facilmente, però sono stata molto serena, è stata una giornata tranquilla, una giornata vissuta con persone con cui non hai bisogno di dire le cose, perché se ti guardi negli occhi loro sanno cosa tu voglia dire e come stai, e questo rende molto facile il contatto con l'altro. E poi ero emozionata anche al pensiero di dover venire qua a fare tutte queste cose. Tutti mi hanno incoraggiato, divertiti, fatti coccolare. Sì, no, il fatto di farmi coccolare mi è piaciuto tanto. Sì, lo rifarei. Anche se non sono molto spontanea nelle foto, però lo rifarei tranquillamente. Quando dall'altra parte gridavate siete bellissime, e allora noi esprimevamo tutti insieme la nostra gioia, no? È stato un momento molto, molto bello, simpatico e, come dire, caloroso. In quel momento, quando eravamo tutte insieme a ridere, insieme a voi là dietro che ci guardavate e ammirate, è stato bello davvero. La cosa che mi ha fatto più ridere sono state le foto, diciamo. Le foto. E la cosa che mi ha fatto commuovere è il video. Quello sì, perché ricordi bellissima esperienza. Importantissimo prendermi cura di me stessa, perché per tanto tempo non l'ho fatto. Sorrisi in Luce, e alcuni dei protagonisti li abbiamo qua in studio, sono Grazia Costanzo e Salvo Filetti. La bellezza ma anche forza di queste donne che abbiamo visto nel filmato, che sono protagoniste di questa mostra multimediale. Perché bellezza e forza insieme? Perché abbiamo bisogno di sentirci un po' più belle, soprattutto in una situazione del genere, e grazie a Salvo che ci ha coccolate veramente in questa giornata che è stata a novembre, ci ha fatto sentire veramente, io mi sono sentita molto forte e ne avevo veramente bisogno.
Ci spieghi bene, Salvo Fietti, che cosa è successo? Beh, noi ci occupiamo di una bellezza utile in condizioni normali, ci occupiamo di capelli, sono 120.000 fili di cheratina, ma che hanno un significato in condizioni normali enorme, no? Perché rappresentano quel ritratto che tutti noi vogliamo e che gli altri vedano di noi stessi, no? Hanno un significato in condizioni normali elevatissimo, e tutte le donne in particolar modo ricercano continuamente questi dettagli. Poi a un certo punto, no, attraversando il tumore al seno, insomma, questo ritratto si frantuma a terra e c'è tutto da ricostruire, per cui la nostra bellezza utile, ed è il motivo per cui nasce questa mostra, entra in scena ancora di più perché abbiamo voluto donare quello che sappiamo fare per un giorno intero, tirando fuori un'immagine e un sorriso, no? Una nuova luce, simbolicamente lavorando su queste donne. Noi normalmente lavoriamo su modelle, le abbiamo fatte sentire, credo, modelle, ma lo abbiamo fatto per metterci ancora di più in una posizione di ascolto, perché le abbiamo intervistate, abbiamo cercato di capire cosa dobbiamo ancora migliorare noi come acconciatori in quei momenti in cui una donna ha bisogno di essere presa per mano e condotta in una nuova dimensione, anche nella ricerca di un nuovo ritratto di sé. Quindi il valore, questa necessità di ricostruire questa bellezza trasformativa, rigenerativa, per cui, ripeto, è stato per noi un momento di grande formazione che vogliamo fortemente per poter veramente essere utili in momenti complessi. Ecco, grazie. Siete in 6. Vuole raccontarci un po' qual è stata la sua esperienza per arrivare poi a Sorrisi in Luce? Sì, io diciamo che ho scoperto di avere un cancro al seno. Sentiamolo un po' magari anche noi in studio, prego. Sì, ho scoperto di avere un cancro al seno soltanto toccandomi. Ovviamente è stata un'esperienza molto, molto brutta per me. E quello che spero di riuscire a portare, a far capire è che basta pochissimo per controllare, per capire se c'è qualcosa che non va. Basta un piccolo controllo e già si può prevenire veramente tutta questa brutta esperienza, tutte le terapie che non sono veramente dure. Quando perdi i capelli, che è la cosa che secondo me è la cosa più drammatica, perché sai che comunque il dolore fisico ci sta, però quello psicologico è veramente dura. Però poi grazie effettivamente a Salvo che ci ha fatto, almeno a me personalmente, mi ha fatto rinascere e avere una sensazione di benessere che adesso me lo porto ancora. Beh, ci vuole coraggio anche a far parte di una mostra multimediale, sì, con altre 5 però è stato molto divertente, quindi diciamo che adesso la prendo così, mi piace. Quindi da un'esperienza, da una bruttissima esperienza, drammatica. Adesso si è capovolta completamente la situazione. No, E che cosa avete realizzato voi donne in questa mostra multimediale? Che contributo date? Fondamentale, no? Direi. Assolutamente, la prevenzione soprattutto, e grazie soprattutto all'Humanitas, che è un centro clinico veramente all'avanguardia, dove mi sono sentita anche là coccolatissima, perché là appena ti diagnosticano il tumore poi sei seguita, ti prendono per mano, ti seguono e veramente lì dentro c'è gli infermieri, i medici, sono tutte persone veramente speciali. Anche quando fai la terapia, tutti gli infermieri sono giovanissimi, ti coccolano, no? Ti trattano benissimo, cioè, almeno questa è la mia esperienza. È come una rinascita. Assolutamente sì, da un momento veramente buio poi ti senti rinascere, ecco. Ecco, ma a lei, Salvo, come è venuto in mente questo? Proprio per questo dicevo, perché oggi più che mai in questi momenti c'è bisogno da parte nostra di chi dà un contributo. I chirurghi dicono noi facciamo parte della cura, un po' è vero, perché una donna sa, quando scopre quello che sta per accadere, la prima cosa che chiede al chirurgo: ma mi cadranno i capelli? Paradossalmente concentrandosi su questo problema più che sul problema grave in sé, no? Quindi in realtà è anche questo un problema fortissimo su cui
io personalmente mi sento di poter dare un contributo sia fisico che psicologico, molte volte fatto anche di piccoli dettagli, di suggerimenti, e lì bisogna appunto lavorare per avere quella sensibilità ma anche quella leggerezza per poter portare una donna da un ritratto ad un altro ritratto di sé, concentrandosi su quello che c'è piuttosto che su quello che manca. E poi ogni fase ha la sua complessità, all'inizio è durissima, no? Che una donna abbandoni quello, poi c'è il durante e poi c'è il dopo. Io che li aiuto magari su come gestire una parrucca, che in molti casi per molte donne è indispensabile, sono il primo, quando i capelli cominciano a ricrescere, che faccio in modo che l'abbandonino, perché conquistino questa nuova identità con questa immagine alla garçon, e molte donne scoprono con piccoli segreti, ma sai che non immaginavo di stare bene per esempio con questa immagine, con questi capelli un po' alla Audrey Hepburn, sai, su Vacanze romane, corti che esatto. Bisogna attraversarla per forza, e magari dici io non immaginavo. E la sua esperienza in questo senso è così, grazie. Sì, effettivamente, io la parrucca l'ho odiata, scusate se lo dico, perché l'ho comprata perché pensavo di doverla mettere, però non la... Ma quando se ne è liberata? Ah, è stata una liberazione veramente, anche se effettivamente mi vedevo, perché all'inizio quando ricrescono i capelli ti senti un pulcino, perché hai quei 4 capelli che ti così un po'... poi ovviamente facendomi seguire, visto che comunque hanno iniziato a crescere soltanto la parte di dietro, quindi di davanti ti vedi stempiata, quindi poi ti correggono il taglio, ti sistema, comunque sentirsi un po'... E chi ci ascolta e vuol venire a trovarvi, vi trova lì alla mostra multimediale? Sì, potrebbe anche trovarci. Più che loro trovano i loro ritratti, le loro intimità, cioè le loro intervistano, le loro, tra virgolette, confessioni di un'esperienza che, voglio dire... Serve quindi anche a incoraggiare altre donne? Assolutamente sì. Basta pochissimo, anche un'ecografia. Tante sono le mie amiche che dopo la mia esperienza sono andate a farsi dei controlli, quindi già anche poter stimolare una persona per me sarebbe un successo. Per me quello sarebbe un successo. Complimenti, davvero. Bene, allora, appuntamento a via Scuto Costarelli 26, zona Ciminiere, mostra multimediale, Sorrisi in luce. Salvo ci sarà sempre. Più o meno ci sono spesso, sì, la curatrice della mostra, Viviana Santanello, oggi non è qui, però è quella con cui ho messo in campo, ho ideato il tutto e sviluppato il tutto. Complimenti, e complimenti tantissimi, molti auguri. Grazie, naturalmente, grazie. Complimenti anche per il coraggio con il quale è voluta venire a raccontarci la sua storia. Grazie mille, facciamo una breve pausa. I sorrisi in luce non finiscono qua, troveremo altro modo per sorridere. State con noi, a più tardi. 8:16, buongiorno Sicilia, un altro ospite, qui è complicato il nome, però è bello, affascinante, Laurent Besnard de la Gâtinais. Ma di dov'è lei? Beh, metà bretone e metà siciliano. Quindi... Ecco, noi ci prendiamo la parte siciliana, in questo caso è il presidente di Assovini, complimenti. In collegamento abbiamo Roberta Garibaldi, che è una docente all'Università di Bergamo di una materia inconsueta, almeno per noi, Tourist Management. Abbiamo detto bene, professoressa? Benissimo, buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno a lei, benvenuta. Allora, l'iniziativa di cui parliamo si chiama Sicilia en primeur, per cominciare, perché dovete sapere una cosa che non sapevo fino a qualche minuto fa. Ogni turista che viene in Sicilia spende più in vino e cibo di quanto faccia in cultura e mare, pure per il mare, cioè cibo e vino, è vero? Ma siamo diventati, ecco, il vino, attraverso i nostri associati che oggi sono arrivati a 100, diventa un fil rouge, no? Che collega non solo le aree, le zone di produzione, i produttori con le loro storie, dietro ogni bottiglia ci sono sempre tanti aneddoti molto interessanti, ma anche sono degli ambasciatori del territorio. Quindi questi nostri associati sono questo fil rouge che permette veramente a chi vuole visitarci, visitare la Sicilia, visitare le aziende,
permette di girare quella che io chiamo la Sicily Valley, questa immensa Napa Valley che abbiamo la in Napa Valley Sicilia. siciliana, Sicily Valley. Siamo alla 19ª edizione di questa manifestazione che adesso ha come punto centrale Taormina come punto centrale e poi nei prossimi giorni ci sarà Radice Pura, cioè Giarre più o meno. Sì, facciamo il convegno col tema proprio enoturismo a Radice Pura, che è il ruolo della professoressa Garibaldi, qual è, professoressa, il suo ruolo? Gli spiega un po' come vanno le cose ai coltivatori di vino? Sì, e porto dei dati molto interessanti, perché quello che ha detto che riguarda la Sicilia, pensi che gli ultimi dati dell'European Travel Commission a livello europeo ci mostrano come le attività più gradite in assoluto nei prossimi mesi dai turisti di tutta Europa saranno vivere gli spazi aperti e avere esperienze enogastronomiche. E quindi oggi è diventato qualcosa che ricercano un po' tutti i turisti di tutte le età, di tutte le nazioni. E poi non è per tutti, tant'è vero che ci vuole un ruolo da docente universitario come il suo. Ma ci dica una prima cosa che spiega a sti ragazzi, che gli dice? Ma gli dico, pensando alla Sicilia, la cosa che mi viene in mente in questo momento è l'impatto che hanno i film sulle presenze turistiche, visto l'effetto White Lotus che sta portando centinaia di persone a visitare i vigneti dell'area dell'Etna. Ma poi c'è Montalbano, stanno per fare il Gattopardo, cioè è un continuo, è veramente bellissimo. Ecco, Assovini è in crescita, cioè la Sicilia ha riscoperto il vino forse negli ultimi anni, com'è? Beh, soprattutto Assovini nasce più di 20 anni fa proprio con l'idea di metterci assieme noi produttori, che già è un case history nel mondo viticolo italiano, per promuovere la Sicilia e oggi con ancora più forza promuovere il lavoro di ogni giorno dei nostri associati. Anche perché, parlando poi di enoturismo, non è una semplice, la visita in cantina non è più la semplice degustazione, andiamo a bere il bicchiere di vino, ma diventa un'esperienza, abbiamo musica tra vigneti, yoga, piuttosto che scuole di cucina, cioè è veramente un'esperienza. E avete coinvolto la stampa internazionale anche? Abbiamo 80 giornalisti tra internazionali e italiani e più tutta la stampa siciliana accreditata, siamo circa 150 giornalisti che accreditati a questo evento. E questa ormai è la più grande industria siciliana, questa qui? Turismo forse? Turismo, sì, allora in termini economici non so, ma sicuramente è uno dei più belli biglietti da visita che la Sicilia possa avere, perché riusciamo ad avere col lavoro che facciamo poi ogni produttore anche all'estero viaggiando, questo lavoro di promozione della Sicilia e quindi... Qui dove siamo? Queste immagini che vediamo sono... Questo era l'anno scorso che abbiamo fatto il convegno ad Erice, dove il tema era... Scegliete sempre luoghi magnifici. Ma dobbiamo cambiare ogni anno. Non scherziamo. Essendo arrivati alla 19ª edizione è anche difficile trovare però la Sicilia ha tanti posti. Sì, ma ci stiamo sbizzarrendo. Non a caso sono a Taormina, per dire. Va. Il tema dell'anno scorso, per esempio, era sui cambiamenti climatici, cioè come la Sicilia è più resistente delle altre regioni, anche del Mediterraneo, a questi cambiamenti climatici. Resiste di più, Sì, resiste di più. Lo verificano i vinicoltori? Sì, l'abbiamo verificato e quindi non solo un posto dove produrre la Sicilia un'agricoltura e una viticoltura in particolare di qualità, ma anche un turismo di qualità attraverso i nostri soci. Lei è il fondatore di... No, di Assovini no, non mi permetto, sono quello che porta il testimone in questo momento. Però lei ha una storia personale molto bella, no? Immagino, perché se c'è metà bretone, metà Sicilia. Sì, è mamma che ha importato papà quando se l'è sposato, l'ha importato in Sicilia e quindi... ha fatto un'ottima scelta, no? Allora, ci racconti un po' che cosa succede adesso a Taormina e poi anche a... Allora, gli 80 di questi giornalisti sono già in giro dal 9, abbiamo fatto 9 enotour in giro per le cantine, quindi non solo degustazioni con i produttori, ma anche visita dei luoghi culturali, architettonici della Sicilia. Si riuniranno stasera a Taormina, domani hanno una giornata intera dove potranno assaggiare
con dei sommelier circa oltre 500 vini di tutti gli associati che partecipano a questo evento, che oggi sono 60. Non nascondo la mia invidia, vabbè, anche Angelo mi pare. E dopodiché domani sera faremo il classico wine party con produttori e giornalisti, e poi abbiamo il convegno con tutti i produttori. E professoressa, lei la coinvolgono, la tengono fuori questi ragazzacci? Com'è? Avrò il piacere di venire e tra l'altro la Sicilia è la regione italiana più gradita da parte degli italiani come meta di viaggio enogastronomico e quindi è ampiamente riconosciuta da questo punto di vista. Il cannolo è il prodotto più conosciuto e quindi cannolo e cassata abbiamo, quindi i dolci prevalgono sulla Sicilia oltre al tema dei vini. E è un interesse trasversale un po' per tutte le fasce di età. E quindi sì, mi scusi, no, continui. Intanto noi stiamo vedendo anche dei cartelli che non fanno altro che confermare ciò che stai dicendo. Professoressa, il suo interesse come è nato? Mi scusi se le faccio una domanda un po' personale, cioè è un po' nuovo anche questo insegnamento, no? Sì, io è da 6 anni che curo il rapporto sul turismo enogastronomico italiano, per cui il tema del ruolo dell'enogastronomia nel turismo si è sviluppato fondamentalmente negli ultimi 10 anni. Con un interesse crescente da parte dei turisti di tutto il mondo e ho cercato di accompagnarlo facendo ricerca in modo costante a livello nazionale ed internazionale. E essere arrivati oggi a essere l'attività e le esperienze più gradite in tutta Europa è un segnale importante della crescita che ha avuto quest'ambito. Beh, certo, non c'è dubbio, complimenti. La anche curiosità che mi viene, Michele, i ragazzi come si avvicinano alla sua materia? Cioè, voglio dire, alla professoressa mi rivolgo, chiaramente, perché deve in qualche modo accattivarli, coinvolgerli e c'è questa partecipazione, sono molto curioso da questo punto di vista. Allora, i ragazzi sono molto attratti al settore turistico, abbiamo nell'ultimo anno, come sappiamo, un po' di difficoltà in generale nel settore che è diventato, dove ci sono alcune difficoltà occupazionali, sia nell'ambito della ristorazione che nell'ambito alberghiero e questo è un problema che va affrontato, ma è un problema che si trova poi a livello anche internazionale. Per cui noi abbiamo un'università che lavora molto bene con ragazzi di tutto il mondo, però indubbiamente il mondo del lavoro deve farsi un pochino oggi qualche domanda su come modificare e come diventare più attrattivo, perché sicuramente c'è un tema di orari che dopo il Covid le persone ritengono il tema del benessere anche lavorativo, di avere più tempo libero importante, quindi è necessaria una riflessione sul cambiamento un po' degli orari del lavoro, magari anche delle retribuzioni, delle formule contrattuali, c'è in corso un ripensamento, ma questo a livello anche, ripeto, mondiale. Io sono anche vicepresidente di OCSE, Comitato Turismo, e anche lì stiamo facendo dei forti ragionamenti in quest'ambito in modo trasversale. Beh, è interessante, importantissimo il fatto che, come dire, ci sia necessità di avere questo supporto, diciamo, tecnico-scientifico per un'attività che è in continuo successo, in crescita. Una domanda un po' banale per chiudere, per congratularmi con lei. Quali sono le caratteristiche essenziali, principali che accomunano i vini siciliani, che hanno un po', li rendono, come dire, unici? Ma secondo me la grande diversità, cioè noi abbiamo visto come questa grande, ogni volta definiamo la Sicilia come un mosaico, ecco questo in tutto, nell'architettura, nella storia, nella cucina, nel cibo e anche nei vini. La Sicilia anche solo con i suoi 2 vitigni autoctoni principali, il Grillo e il Nero d'Avola, abbiamo centinaia di declinazioni a secondo di dove vengono coltivati, del produttore che li produce. Quindi la forza della Sicilia, magari un po' difficile da comunicare perché è troppo ricca la Sicilia, no? Ma la forza è proprio la grande diversità e il grande... devo dire, dei prodotti fantastici, dei produttori bravissimi, a dei prezzi, devo dire, accessibili sia ai giovani che ai meno giovani. Bene, appuntamento quindi questa sera a Taormina, complimenti, grazie anche alla professoressa Garibaldi. Sicilia en primeur, siamo veramente fieri di poter raccontare anche questo della nostra regione. Adesso facciamo una pausa e poi parleremo del nostro cuore. Corazon, è necessario,
più al cuore, parliamo di cuore come, che cos'è, un muscolo il cuore? Certo, Allora, il professor Michele Gulizia, cardiologo, ci aiuta anche oggi a occuparci bene del nostro cuore, soprattutto quando non abbiamo problemi. Prima, no? È giusto la prevenzione. Perché prevenzione è importante, professore? Beh, la prevenzione è importante per la salute in genere, particolarmente la prevenzione cardiovascolare è importantissima perché le malattie cardiovascolari, particolarmente quelle ischemiche, rappresentano ancora oggi in Italia come in tutti i paesi industrializzati la prima causa di morte. Caspita. E questo molto di più rispetto addirittura ai tumori che sono la terza causa di morte, che però fanno molta paura, e alle malattie cerebrovascolari che vedono, così come le malattie di cuore, la stessa eziologia, cioè le stesse cause scatenanti, che poi adesso si sta scoprendo che sono le stesse cause che portano anche ai tumori. Quindi è importantissimo. Noi diciamo che facendo prevenzione cardiovascolare preveniamo anche l'ictus cerebrale e lo sviluppo di tumore. Molto molto importante, professore. E come si fa la prevenzione? Che vuol dire? Cioè, che dobbiamo fare? Beh, io direi, se posso fare una metafora, un'analogia, noi tutti quanti ormai hanno un'auto e guidano un'auto e sanno perfettamente che un'auto non va stressata e soprattutto deve fare i controlli e la manutenzione. Bene, noi quest'auto innanzitutto dobbiamo avere cura del motore. E come si fa ad avere cura del motore? Bisogna evitare gli eccessi, quindi dobbiamo evitare di fare delle cose che purtroppo possono stressare particolarmente il nostro cuore. Lo stress, facile a dirsi, difficile a farlo, però sicuramente cercare di evitare quelle arrabbiature, quelle esplosioni di rabbia che purtroppo aumentano incredibilmente i valori di pressione arteriosa, ma non solo, anche di pressione arteriosa, dilatano incredibilmente quello che è il nostro vaso principale, l'aorta, che è un vaso elastico che a furia di subire queste sollecitazioni diventa sempre meno elastico e purtroppo può andare anche a rischio di rottura. È una delle cose più banali da fare. E poi l'alimentazione, così come noi abbiamo cura di mettere un carburante pulito, andare da un buon gestore, una buona azienda che produce un buon carburante, il carburante per il nostro cuore e per il nostro organismo è fondamentale. Quindi ridurre il consumo di grassi, particolarmente di quelli saturi, la carne rossa per esempio, tutto ciò che contiene colesterolo. Il colesterolo è la causa scatenante delle malattie cardiovascolari ischemiche. Il colesterolo buono o cattivo, è vera sta cosa? È vero, è assolutamente vero. Il colesterolo, quello che fa male, quello che sporca le arterie, è il colesterolo LDL, proprio perché sono delle lipoproteine a bassa densità, quindi scorrono lentamente, quindi si appiccicano facilmente. E dove è questo? Questo si trova soprattutto sui grassi saturi, la carne, i formaggi molto grassi, questo è fondamentale. Purtroppo anche i crostacei, che sono buonissimi, quindi da mangiare con moderazione. Bisogna preferire proteine nobili come quelle che ci danno i cereali, i legumi, le fave, per esempio i piselli, le lenticchie, ma anche tutti gli ortaggi che vanno mangiati, come tutte le verdure, almeno per 5 assunzioni al giorno, utilizzando tutti i 7 colori che noi abbiamo nei nostri ortaggi. È fondamentale. I 7 colori? I 7 colori. Cioè 5, questa l'avevamo sentita altre volte. I 5, sì, i 7 colori, perché noi abbiamo anche i colori della terra, che sono quelli degli ortaggi e dei legumi. Per esempio, immagini come lo definisce il colore del cecio piuttosto che della lenticchia. Non so se ma è un marrone. È un marrone, certe volte è marrone, certe volte è giallino, certe volte è pallido. Allora è importante utilizzare anche questo, e soprattutto i colori della frutta. La frutta, tranne l'uva e i fichi, intendi, che sono buonissimi da mangiare ma molto ricchi di zucchero, e attenzione per quelli che sono diabetici o che hanno una ridotta tolleranza ai carboidrati, vanno mangiati in grandi quantità, in qualunque momento della giornata. Io ogni tanto sento tante persone che dicono: io la frutta non la mangio dopo pranzo, io la frutta preferisco la mattina, io evito la sera. La frutta si può mangiare sempre. Ma non è vero che c'è tanto zucchero nella frutta? Questa cosa? C'è fruttosio, particolarmente nell'uva e nei fichi sì. Per il resto c'è una quantità di zucchero, poi addirittura ci sono dei frutti a basso contenuto di zuccheri, per esempio le mele e le pere, che sono sulle nostre tavole tutti i giorni, ma in questo momento noi in Sicilia abbiamo un'esplosione di frutta nostra e utilizziamo la frutta mediterranea. Angelo, volevo dire? No, volevo chiedere, ma quando bisogna iniziare la prevenzione? Cioè c'è un'età, scatta, non dico il campanello d'allarme, però
un importante epidemiologo italiano che purtroppo ormai non c'è più, scrisse un libro, Aterosclerosi, un problema pediatrico. Pediatrico? Pediatrico, perché l'aterosclerosi è il deposito di questo colesterolo, la formazione di placche, soprattutto all'interno delle carotidi, delle arterie coronariche, che sono le arterie che irrorano il cuore, e dei vasi cerebrali, che sono importanti, ma poi anche di altri organi nobili come il rene. E quello che è importante è che l'alimentazione, un apporto giornaliero di colesterolo in eccesso, fa sì che si depositi questo colesterolo. E se prima questo avveniva, diciamo, nell'età un po' più giovanile, 15-16 anni, i paninari, come si suol dire, no? Il panino con lo Just, la mortadella tra parentesi, apro una chiosa, la mortadella è molto meno grassa del prosciutto cotto, attenzione. E la quantità di sale presente alla mortadella è meno della metà di quella presente nel prosciutto cotto. Quindi sfatiamo il mito della mortadella. Assolutamente sì. Il prosciutto crudo, ovviamente la bresaola, sono da favorire rispetto a tutti gli altri salumi, ma meno salumi mangiamo, soprattutto per la fascia di soggetti già dai 30-40 anni, e meno quantità di grassi saturi, che sono anche idrogenati, ma soprattutto anche di colesterolo abbiamo in circolo. Ma uomini e donne è uguale o c'è differenze di prevenzione? Uomini e donne è abbastanza uguale. Devo dire che le donne sono assolutamente attente a quella che è l'alimentazione. Vedo raramente donne che si abboffano a mortadella, a prosciutti, a panini. Sono più i ragazzi, sono più gli uomini. Le donne già per loro natura e per forma mentis ormai preferiscono le fibre, che aiutano, tra parentesi, non solo il transito intestinale, ma una cosa importantissima di legumi, cereali e fibre, qual è? E frutta secca soprattutto, è quella di non solo velocizzare il transito intestinale, ma velocizzando il transito e legandosi anche alle molecole di colesterolo, ne impediscono, ne rallentano il riassorbimento in circolo e quindi favoriscono l'eliminazione del colesterolo con le feci e quindi non ce lo fanno andare nelle arterie. Spazzini, sono spazzini. Esattamente. C'è qualche sintomo che ci deve mettere in allarme, dottore, prima che sia troppo tardi? Allora, i sintomi sono quelli classici: dolore al petto, una mancanza, una brevità di respiro durante uno sforzo, soprattutto se intenso, ci devono portare subito dal medico o da un cardiologo. Se il dolore perdura, chiamare subito il 112, attivare il servizio dell'emergenza per andare in ospedale, non perdere tempo. Il dolore al petto, possibilmente irradiato, dolore che non va via, che è diverso dal dolore che spesso le mamme che portano un bambino fra i 5 e i 10 anni riferiscono: mio figlio, dottore, a scuola ha dolore, torna da scuola e dice che ha dolore al petto. Bene, dico: signora, ma il dolore al petto suo figlio ce l'ha quando è da lunedì a venerdì o gli viene anche il sabato e la domenica? Cioè, ma prevalentemente a lunedì e al venerdì. Perfetto. Bene, i bambini sono delle carte assorbenti. Se riescono ad assorbire il concetto che questo preoccupa la mamma o il papà, ogni volta che non vogliono fare i compiti hanno un problema, hanno preso un votaccio, hanno il dolore al petto. Questo non significa minimizzare. Diciamo che il 70% degli accessi di bambini ai pronto soccorso dai medici avviene tra gli 8 e i 16 anni per un dolore che spesso è specifico. Un importante studio di un gruppo di Filadelfia, il Children Hospital di Filadelfia, che proprio ha verificato quali potessero essere le cause e soprattutto quant'è la percentuale di bambini realmente cardiopatici, che è molto piccola perché si attesta intorno al 5-7%, vede nell'esame obiettivo e nella storia clinica ovviamente la diagnosi più importante. Dottore, diciamoci la verità, ai ragazzi piace bere l'aperitivo, lo spritz, sciottini. Perfetto, allora lo sgroppino non è tipico della nostra terra, lo sgroppino nasce in Nord Italia, nasce nei paesi molto freddi, sicuramente dove ogni tanto... lo shortino, i ragazzini, lo shortino. Lo shortino, che viene preso il sabato sera oppure se la sera... posso permettermi, il shortino, energy drink superalcolici. Non è l'Aperol Spritz che ha un adulto, un Aperol Spritz o un mojito piuttosto che un margaritas, eccetera, un Negroni che crea problemi se non è un cardiopatico, perché ricordate,
e agli eventuali cardiopatici mi rivolgo in questo momento, che l'alcol non solo interferisce con i farmaci cardiovascolari che prendete, ma soprattutto peggiora la funzione epatica, e tutti i farmaci che si prendono per il cuore nel 90% hanno bisogno di un fegato che funzioni molto bene. Importante. Tornando a quelli sani, I ragazzi, il problema è che l'alcol purtroppo deprime non solo le capacità cognitive, uccide neuroni, ma l'assunzione frequente di alcol, se unita anche agli energy drink, ricordo, l'ho detto nella precedente trasmissione, che molti di questi energy drink che fanno volare contengono in una lattina l'equivalente di caffeina di 14 caffè. Quindi attenzione, perché poi avete le aritmie, avete le palpitazioni al cuore, cominciate a soffrire di aritmie pur avendo un cuore perfettamente sano, e non solo, i vostri valori di pressione cominciano a salire. Perché le arterie subiscono questo stress legato all'azione diretta. lasciamo stare gli energy, come si chiamano? Drink. Invece stava dicendo la storia dell'alcol. Sì, l'alcol ovviamente, perché l'alcol purtroppo peggiora la funzione muscolare anche del muscolo liscio, qual è quello del cuore. Quindi l'eccesso di alcol purtroppo ha un'azione tossica sul fegato, sul cervello, anche perché l'alcol passa la barriera ematoencefalica e purtroppo spesso induce anche o vasodilatazione, quindi vasocostrizione reattiva, o addirittura può anche portare a un rallentamento, a una maggiore eccitazione del battito cardiaco. Chiudere con lo stress, ne parliamo sempre, ma non è semplice, perché cos'è l'arrabbiatura? Vabbè, uno dice cerca di prenderla un po' più con filosofia, ma non basta forse questo, no? Beh, non basta, ci sono degli fattori di rischio modificabili e non modificabili. I fattori di rischio immodificabili sono l'età, il sesso e la familiarità, cioè la trasmissione del corredo genetico, ma a questo si sono aggiunti dei fattori immodificabili che sono l'ambiente di lavoro, l'ambiente domestico, la struttura dove viviamo, se siamo vicini a fonti che possono provocare radiazioni anche elettromagnetiche importanti, e soprattutto la qualità del lavoro che svolgiamo o la deprivazione del lavoro. Ma un consiglio che questo crea stress. Allora la cosa fondamentale è combattere lo stress. Come? Combattendo la sedentarietà. Capisco che chi è stressato tende a non aver tempo, a non aver voglia di fare attività sportiva, ma fare una camminata di 5 km in 2 ore, riuscire a dedicare 30 minuti un giorno sì, un giorno no, o appena 15 con una banalissima bicicletta da camera, meglio se addirittura su strada, guardando il telegiornale o guardando Buongiorno Sicilia la mattina, pedalando per 15 minuti, abbassa i livelli delle catecolamine, riduce lo stress e previene le malattie cardiovascolari. Quindi, insomma, un bel consiglio anche per noi che stiamo tanto tempo seduti. Vedervi pedalando, è bellissimo. Volevo chiedere alla professor Gulizia, c'è una bella iniziativa che scatta fra qualche giorno, scatta sabato, la prevenzione, perché bisogna sempre fare attenzione, perché come abbiamo detto che la morte per problemi cardiaci è la prima causa di mortalità. La morte improvvisa è la prima causa di morte all'interno delle malattie cardiovascolari. Sono 60.000 persone l'anno che in Italia muoiono improvvisamente per cause cardiologiche. No, ma quell'iniziativa lì che abbiamo appena intravisto nel manifesto. Noi sabato 13, sabato prossimo, in presenza delle massime autorità, ha confermato Sua Eccellenza il Prefetto, i presidenti della Corte di Catania, del Tribunale, della Procura Distrettuale della Repubblica, e di tutte le massime autorità a Palazzo Giustizia, consegneremo alla cittadinanza di Catania 2 defibrillatori grazie ai progetti PAD che porta avanti con Lions Catania Alcantara dal 2006, e quindi li consegneremo e saranno pronti all'uso nelle 2 colonnine che abbiamo allocato, una di fronte al Palazzo Giustizia in Corso Italia e l'altra sempre in Corso Italia di fronte alla parrocchia Cristo Re. Che serve il defibrillatore, professore? Il defibrillatore serve a far ripartire con uno shock elettrico un cuore che si è fermato. Ogni 7
ogni minuto che passa con un cuore fermo il 7-10% delle cellule del cervello muoiono. In 5 minuti il paziente purtroppo ha dei danni irreversibili che ovviamente si allungano anche a 10-12 se c'è molto freddo, ma se c'è molto caldo come in Sicilia questi minuti si abbassano. Avere qualcuno, e noi addestreremo più di 24 persone tra le farmacie, i negozi, e chiederemo la disponibilità dei carabinieri e degli stessi uscieri e messi del Palazzo di Giustizia all'utilizzo di queste, così come della parrocchia Cristo Re, all'utilizzo di questi apparecchi. Basta prendere l'apparecchio, applicare le placche, l'apparecchio ti dice tutto, lo può fare un laico, lo potete fare voi, e dovete premere il pulsante quando lui dice eroga lo shock. Dove saranno? Corso Italia, uno di fronte al Palazzo di Giustizia accanto al semaforo, l'altro di fronte alla parrocchia di Cristo Re. Sono due posti molto frequentati, centralissimi e di facile riperimento. Grazie al professor Gurizia Grazie per queste importantissime informazioni e complimenti anche per questa iniziativa dei defibrillatori. Ci vedremo prossimamente, adesso ci facciamo un sorriso con Insieme. La donna la mattina si sveglia e c'ha un solo pensiero in testa che è: ma stasera che dobbiamo mangiare? È un'ansia che secondo me noi dobbiamo battere soltanto con una parola. Troviamo la soluzione, facilissimo, chiedetemelo: stasera che dobbiamo mangiare? Minchia, tutti i digiuni siete venuti qua. Pizza. Tira più un bordo di pizza che un carro di buoi. È incredibile. Io dico, se vuoi spostare le masse, non studiare Schopenhauer, Kant, i filosofi, Platone. Lo vuoi un consiglio? Studia Sorbillo. Dice, aspetta, ma Platone è il più grande scrittore di greco antico e Sorbillo è il più grande pizzaiolo napoletano moderno. Se Sorbillo si candida presidente del Consiglio, vince a mani basse, è il politico perfetto, intanto perché c'ha sempre le mani in paisa e poi perché fa mangiare a tutte. La capitale di questo alimento fantastico è Napoli. Questa città che viene sempre descritta come città di ladri, come città di delinquenti, ma la cosa bella è che la pizza la può comprare chiunque, ti puoi deliziare con poco, tranne che tu non decidi di andare da Cracco o da Briatore. Da Cracco a Milano una margherita costa 22 euro, che viene a Napoli e fa, e meno male che i ladri siamo noi. Briatore, una margherita costa 15 euro e si lamenta perché dice cosa gli mettono in una margherita che vendono 5 euro. E qua effettivamente posso anche essere d'accordo con lui, perché quando una cosa costa poco io me lo chiedo, ma com'è fatta? Cioè, come può un calzolaio farti una riparazione con 3 euro? Come lavora? Con i piedi, a grattatella. A grattatella. 1 euro. Che ghiaccio usano? Che ci mettono? Acqua. Mutande del mercatino, 3 paia 5 euro. Che ci mettono dentro quelle mutande? Un cazzo, diciamolo. Non sei un eroe. Se vuoi essere un eroe fai come Pietro, dietro casa mia c'ha la pizzeria e ti fa con 5 euro una margherita che ha fine rumo. No, io sono andato lì, Pietro fa una margherita semplice, pomodoro e mozzarella, poi aggiunge soltanto würstel, prosciutto, salame piccante, un poco di carciofi, melanzane, funghi, patate e salsiccia e conclude con l'origano. Io gli ho detto, Pietro, la margherita è semplice, così è pesante, a me farmela leggera, non ci vuoi mettere l'origano. La pizza è una cosa semplice, però ultimamente mi sono accorto che anche questa cosa semplice è diventata complicata, perché tu arrivi in pizzeria, ti siedi, ordini, per me è una capricciosa, e trovi il cameriere che ti fa, sì, che impasto? Che dura la pizza? E no signore, perché noi adesso abbiamo i nuovi impasti, le nuove farine, abbiamo la Senatore Cappelli, abbiamo la farina di Tumminia, abbiamo quella di Camut, ma nella pizzeria chi sa? Canciai se vuoi travaglio. Questo può succedere se l'avventore è un po', come diciamo noi, scafazzato. Ma attenzione, perché può succedere il contrario. Prego, mi dica. E allora, guardi, io desidero una bufalina con pomodorini, ma c'è Tumminia? Signora, un minuto che mi fuori. Franco! Oh, Fra! C'è Tumminia, c'è? Se ne io?
Non sei nata, che chi sono ne vuole travagliare, oh. Signora, mi dispiace, il signor Tommenini ha fatto mezza giornata. Vabbè, guardi, faccio finta di non aver sentito. Allora, sempre una bufalina con pomodorini, ma... C'è senatore i cappelli? Signora, no, c'è per 10 anni a pomodo, sta collando. Ora vemo alla galla, ma io non lo conosco. Guardi, faccio finta di non aver sentito. Sempre una bufalina con pomodorini, ma... C'è Camut. Signora, mi dispiace veramente, a Camut gli è scaduto il permesso di soggiorno la settimana scorsa ed è tornato in Africa. Se vuole in cucina, avevamo a Mustafa. Stefano Piazza! Vieni qua. Piazza, vieni qua! Ma che si lasciano gli applausi così a metà? Mai! Grazie. Mai! 8.51, abbiamo riso tantissimo con insieme. Passiamo a qualche altra notizia sui giornali. Curiosità, Michele, perché Google fa una promessa, una nuova era, l'intelligenza artificiale utilizzata per le ricerche. Avremo un approccio responsabile, è stato presentato anche il telefonino pieghevole, ma solo per gli Stati Uniti. Quindi i nostri telefonini pieghiamo, ce li mettiamo in tasca. Esattamente, sarà una cosa vi voglio ricordare che oggi è la giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo e vedrete dalle 16.30 alle 19 a Catania il balcone del Palazzo degli Elefanti colorato con tutti i colori dell'arcobaleno e a Palermo il Teatro Massimo dalle 16.30 alle 19. Il neurosviluppo è quel complesso processo di crescita che dal concepimento conduce a un armonico sviluppo emotivo, motorio, cognitivo e sociale e i disturbi sono molto aumentati ma sono poco conosciuti e possono comparire fin dai primi anni e sono l'autismo, il deficit di apprendimento, l'iperattività, l'epilessia oppure in adolescenza anche accompagnati da schizofrenia e depressione. Per questo motivo, questo è il punto principale, la Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza ha lanciato la giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo, caratterizzata, ripeto, dai colori dell'arcobaleno, con i monumenti dalle 16.30 alle 19 che saranno colorati a Catania il Palazzo degli Elefanti e a Palermo il Teatro Massimo. Bene, sapevatelo. Adesso accade oggi. Allora, siamo all'11 maggio del 1860 e Garibaldi sbarca con i 1000 a Marsala. Nel 1904 Figueres in Catalogna, nasceva il grandissimo Salvador Dalì. Nel 1919 San Martino Caltanissetta nasceva Salvatore Sciascia che nel 1946 ha fondato l'omonima casa editrice e che è stato grande amico di Leonardo Sciascia, del quale però non era parente. L'11 maggio del 1927 in California viene fondata l'Academy of Motion Pictures Arts and Science che istituisce il premio Oscar, quindi il premio Oscar c'è dal 1927. Poi Schenectady, New York, un posto incomprensibile dalle parti di New York, viene inaugurato il primo servizio di televisione analogica nel 28. Nel 50 a Palermo nasce il nostro presidente Renato Schifani, che salutiamo. Nel 1978 a Pont-Audemer in Normandia nasce la bellissima Laetitia Casta. Nel 1955 a New York più di 170 nazioni decidono di estendere definitivamente senza condizioni il trattato di non proliferazione nucleare. Dal 95, non è da molto che c'è. Nel 2016, l'11 maggio del 2016, la Camera italiana approva in via definitiva la legge sulle unioni civili. Il 11 maggio del 1933 a Rio de Janeiro è nato Carlos Lira, uno dei padri della Bossa Nova, e quindi vi lasciamo con la Bossa Nova influenziato jazz. A domani, grazie per essere stati. Buongiorno Sicilia. A domani. A domani, grazie.
misturando-se, modernizando-se, perdeu. Eu é rebolando, cadê o que mais? Que tem na tascada que amiga com a gente. Coitado numa samba, motor de repente, influência de jazz. Quase que morreu. Acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu. Que o samba balança do lado pro outro, jazz é diferente pra frente, pra trás. O samba meio morto, ficou meio torto, influência de jazz. No afro-cubano vai complicando, vai pelo cano, vai entortando, vai sem descanso, vai, sai, cai no balanço. Pobre samba meu, bota lá pro morrer, pede socorro onde nasceu. Pra nascer um samba com notas demais, nascer um samba torto pra frente, pra trás. Nota que se vira pra poder se livrar da influência de jazz. Complicando, vai pelo cano, vai cortando, vai sem descanso, vai, sai, cai no balanço. Pobre samba meu, volta lá pro morrer, pede socorro onde nasceu. Pra nascer um samba com notas demais, nascer um samba torto pra frente, pra trás. Não tem que se virar pra poder se livrar, não tem que se virar pra poder se livrar.